Il nuovo esecutivo giallorosso è già al lavoro. Ieri, dopo il giuramento davanti al capo dello Stato, Consiglio dei Ministri fiume sui temi caldi. Dal Veneto ci si aspetta che sul tavolo sia arrivata anche la pratica dal titolo Autonomia differenziata. Intanto ci pensa il neo ministro agli affari regionali, Francesco Boccia, a parlarne. La faremo non solo per il Veneto, la Lombardia e l'Emilia-Romagna, ma per tutte le regioni. Dobbiamo rimettere insieme il paese, ha spiegato, far sentire l'autonomia un successo per l'Italia. Noi viviamo in un paese che ha bisogno di far sì che tutti si tengano per mano e le disuguaglianze dobbiamo colmarle e lo possiamo fare aiutandoci e consentendo alla Costituzione di essere rispettata. Intendo incontrare tutti i presidenti nelle loro sedi e partirò dai governatori Luca Zaia e Attilio Fontana che hanno sostenuto le ragioni delle legittime consultazioni popolari con i referendum. Li ascolterò e poi tireremo le somme. Non c'è nessuno, ha proseguito il ministro, che ce l'ha con l'altro. Nord e Sud si sono sempre tenuti per mano. Non c'è una competizione, nessuna guerra dei ricchi contro i poveri. L'autonomia deve garantire parità di servizi sociali in tutto il paese. Si debba ripartire da quel punto di contatto che era già stato trovato dal Presidente Conte e dal Presidente Bonaccini dell'Emilia Romagna. Di là si riparte e si riparte dalla convinzione che il Nord ha bisogno di un Sud forte e il Sud ha bisogno di un Nord che si senta anche Sud. Scettico invece su un'attuazione dell'autonomia Giampaolo Gobbo, che definisce il nuovo esecutivo un governo del Sud per il Sud, non certo, dice, per le regioni del Nord. È un governo che non può essere certamente un governo che rappresenta il Nord dell'Italia o le regioni, diciamo, del Nord e non solo. E quindi io credo che questo sia un governo di emergenza